Mandi, mandi, dal disegno per furlan, che tu ti visi, quando tu sei lontan, non tu viodarà, cui sapere troppo. Buonasera a tutti e bentornati, us nota che a VTC partacà con noi un piccolo viaggio che ci porterà a scoperta da nostra chiara lingua furlana. Imparare il furlan, questo è il titolo di questa nuova trasmissione, è di fatto un corso di furlan che ci farà affrontare di volta in volta le tante difficoltà, ma anche le tante bellezze della nostra lingua. L'anno che staremo insieme, cercheremo di rispondere a qualche domanda di che un po' di si fanno quando con la penna in mano a volere si buttare un nero su blanco dos resi in furlan. Ma per cominciare, a cercheremo di dire 4 parole su che è la lingua furlana. In Friuli bisogna dire che noi abbiamo diversi registri comunicativi. Vale a dire a dropping lingue diverse, a dropping il furlan, a dropping il veneto, a dropping il italiano e in qualche zona del Friuli vengono droppati anche il slav e il tedesco, ad esempio in zone di confine o ben in che vengono così chiamate le isole alloglotte, tipo Tamau, Sauris o Sapade. Ogni persona dunque sul territorio ha scelto quale di che registri linguistici che vuol droppare. La linea di confine che da sempre ha marcato le differenze tra le varietà furlane è il Flumtiliment. In la provincia di Pordenone, ad esempio, si chiama il furlan che viene così chiamato di là da Laghe. Le province invece di Udin, Gorizia e Trieste si chiama il furlan di Cada Laghe. E questo lo potete ben vedere da certine che è stata chiamata fuori dall'enciclopedia delle regioni, dove si riparte proprio il volume dedicato alla nostra regione, al Friuli. Le varietà del furlan si possono dividere in 4 grandi categorie. Abbiamo un furlan centrale, che corrisponde a quel che viene chiacchierato in la zona di Udin, un furlan orientale o isontino, un furlan occidentale e per nostre zone, qui in montagna, è il furlan chiarniel. In tal libri di Giovanni Frau, I dialetti del Friuli, abbiamo una piccola descrizione sul modo di droppare la lingua furlane. Uslei un toc. Il friulano è usato preferenzialmente nell'ambito della comunità locale e se gli interlocutori sono friulanofoni, normalmente anche al di fuori di esso. Nei rapporti con gli estranei si passa all'italiano o al veneto, ma si ritorna immediatamente al primo registro, vale a dire il furlan, se ci si accorge che l'interlocutore è friulano. È da notare che molto raramente il nativo conosce bene più di una varietà friulana e che quindi tra friulani originari di territori diversi ciascuno usa il suo tipo, non essendo le differenze tra l'uno e l'altro tali da impedirne la reciproca comprensione. In poche parole, se si chiama un furlan di Forsch e un invece che sta a Spilimberg, approvano a chiacchierare, ben o male, arrivano ad ora di capirsi. Questo diceva Giovanni Frauta, che suo libro, I dialetti del Friuli. Non sappiamo però che il furlan ha una sua filosofia. Si dice che è una lingua ladina. Dal stesso ciò di che lingue che vengono droppate in le zone alpine del Veneto, del Trentino Bas Tirol e anche in Svizzera. Tante sono le varietà furlane, per il fatto che ogni paese, ogni singola zona, ha sviluppato caratteristiche che sono sue. Ecco allora che ci viene di domandare, quale varietà droppino per scrivere? E cos'altro di voi che saranno domandati. I studiosi hanno pensato per ore e alla fine hanno deciso che non si poteva togliere in prestito nessuna chiacchierata che fosse droppata giusto in un puesto specifico. E così hanno tirato fuori la famosa coinè. Avete già sentito chiacchierare queste parole e tanti hanno sentito dire senza sapere il significato.
La parola coinè viene dal greco antico e vuol dire lenghe di duc. In poche parole, i studiosi hanno adottato che viene chiamata una via di mezzo sul furlan, che tutti i furlan arrivano ad ora di capire, da monts a planure fin mai al mare. Con questo non si vuol dire che avevano di essere smenteate le varietà locali, che anzi hanno di essere traguardate per il fatto che sempre manculint a troppo il furlan. Ecco allora che la coinè, queste famose lingue di Duc, avevano droppate dalle occasioni ufficiali oppure dai documenti amministrativi, a sapere che in tanti comuni, come possono essere droppate dalle carte sia in italiano che in furlan. Chiaramente il furlan che viene droppato su questi documenti in chiarnia non può essere il chiarniel, a scogliere la varietà riconosciuta che viene chiamata appunto la coinè. E dopo aver chiacchierato di tutte queste belle robe, hanno scoperto quanto una favelata oppure un modo di chiacchierare può essere chiamata lingue. Una lingua, per essere tale, ha bisogno di quattro robe. A sapere che tante volte si tiene a cavillare su quando nos domandi, ma il furlan è una lingua o è un dialetto? E allora qui è la risposta. Per fare una lingua vuole in quattro robe, come hai detto. Vuole un territorio dove queste lingue vengono chiacchierate, vuole una popolazione, vale a dire la int che droppi la lingua, vuole una letteratura, vale a dire documenti letterari scritti in tale lingua, e per finire vuole un riconoscimento da parte del Stato. Finché mai che una lingua non ha il riconoscimento da parte dello Stato, viene chiamata in modo dialetto. Se non in chiappare il furlan, a poter dire che ha un suo territorio, la prima roba, ha una popolazione che chiacchiera la lingua in maniera diversa, chiaramente in tante varietà. Il furlan poi dopo ha anche una sola letteratura propria, che aiuti sia i primi documenti e qualcuno appoggiante non sapeva, già dal XII secolo. Quindi avete sapere che già dal XII secolo andava qui che scriveva per furlan. E per finire, il furlan ha anche la quarta roba, cioè il riconoscimento. E andà due per essere precisi. Un da parte della regione, con la legge 15 del 1996. E di più ha anche il riconoscimento da parte dello Stato italiano con la famosa legge 442 del 1999. Ecco allora che scegliamo il quadro perché il furlan vinto tutti i quattro punti che io ho elencato prima può essere considerato e chiamato una lingua e non più un dialetto. Prima di arrivare alla legge del 1996 era saltato fuori il fastidio di quale grafia droppava la lingua furlana. E bisogna dire che prima di queste date tanti scrittori droppavano modi di scrivere diversi, ognuno adattandolo alle proprie esigenze. Allora hanno detto, non puoi scrivere un diverso di l'altro, bisogna chiamare un sistema di modo che tutti arrivino ad ora di capire ciò che è scritto. E allora ci hanno fatto. La provincia di Udine ha dato l'incarico al professor Xavier Lamuela di elaborare una grafia adatta. Hanno chiamato un professore di Fur per elaborare una grafia giusta per le nostre lingue. Questo è stato fatto e poi dopo l'Osservatorio regionale da lingue e da cultura furlane, dutune anche con la Società Filologica Furlana, si sono messi d'accordo di quali modifiche si fa rispetto a quel che era stato decretato e hanno fatto un libro che si chiama La grafia ufficiale da lingua furlana, dove vengono date le indicazioni più importanti di come si ha da scrivere in furlan. Ecco allora che plan plan stiamo scoprendo che la nostra lingua furlana voglia poter essere chiamata lingua e qualche stato il suo sviluppo con la del tempo.
Tal corso di queste spuntate, non ti accararin dome di robe teoriche come che abbiamo fatto usnot, ma alla ring proprio a fond su ogni singolo argomento, sperando che dopo alla fine di tutte le spuntate tutti che sono interessati arrivino ad ora di scrivere per Furlan ciò che voleressin. La ring a scovierde c'è che si scrive, c'è che si lei, alla ring in davanti un passut alla volta, ci rende spiegare sempre poco e magari ripetendo ciò che è un tininin imbredeato, qualche volta si droppa in parole difficili per spiegare le robe, noi ci rende spiegarle magari una o due volte per arrivare ad ora di entrare in tastiase di tutti. Per il momento us saluti, con tu mandi, e us do appuntamento a seconda puntata di questa nuova trasmissione con un biel mudi dei nostri vecchios. Fin quando si vive, sempre si impara, mandi. Mandi, dal disin per Furlan, che tu ti visi, quando tu sei lontan, non tu viodarà, cui sa per troppo